Qui oggi parte una grande squadra che insomma, toglie le bandiere ideologiche, toglie le bandiere di partito, ma fa proprio un territorio e scommette su un progetto importante. Parola del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo aver incontrato 70 sindaci, 3 presidenti di provincia e la regione a Bassano per tracciare la rotta verso l'apertura del Tribunale della Pedemontana. Fin dall'inizio erano stati chiesti da Roma unità di intenti, compattezza del territorio e risolutezza. Ebbene, tutto questo c'è e c'è stato, adesso bisogna andare avanti, il che significa semplicemente due cose: fare presto e fare, perché mai come stavolta tutti remano dalla stessa parte. Mi sembra che abbiamo moltissime speranze, anche perché se il governo è d'accordo, i sindaci sono tutti d'accordo, non trovo il motivo per cui il Tribunale della Pedemontana non venga riaperto, o meglio, non venga aperto, perché ricordiamoci che questo è un nuovo progetto. Speriamo che la procedura sia quanto mai breve, che si riesca ad avere delle risposte da parte del governo in tempi rapidissimi, perché sarà sicuramente un vantaggio per tutte le nostre attività produttive, per tutti i nostri cittadini, anche per la parte sociale del territorio. Gli amministratori hanno dato un segnale deciso. Abbiamo la possibilità di andare avanti con questo progetto, ora Roma deve ascoltare il territorio e andare avanti con le decisioni importanti. Il dado è tratto, il percorso del Tribunale della Pedemontana sembra davvero messo bene, al punto che crederci diventa quasi un obbligo. Un piano, quello del Palazzo di Giustizia bassanese, che sarebbe a tutti gli effetti da considerarsi come un progetto pilota a livello nazionale.